Quando la fragilità diventa forza, torna a Rossano Veneto con la sua seconda edizione dal 7 al 18 maggio il Fragile Festival, un'idea che nasce dalla curiosità di esplorare l'arte e la cultura, partendo da un punto di vista non sempre al centro dell'attenzione, la fragilità. Le nostre fragilità sono i nostri punti di forza. È un cambiamento soprattutto e quasi esclusivamente culturale e questo festival è il contributo che il Comune di Rossano Veneto vuole dare in tal senso. Tornano gli spettacoli teatrali e letture all'interno delle scuole, ma quest'anno anche una grande novità. Quest'anno la novità è la mostra itinerante a cura dell'associazione Abracadabra di Asiago, dove ci sono delle persone con abilità artistiche che hanno dipinto, hanno fatto dei quadri e noi li abbiamo esposti in 16 esercizi commerciali qui di Rossano. Spazio anche a 3 mostre. Nell'istituto comprensivo e nell'atrio della scuola secondaria ci sarà una mostra del nostro consultorio fatto da ragazzi e adolescenti. All'interno invece della biblioteca ci sarà una mostra di un progetto chiamato Legami tra la scuola secondaria e la Villa Eldina e la casa di riposo, dove vengono messe in risalto le fragilità dell'età anziana. E per la terza mostra in programma, 12 opere saranno esposte nell'atrio del municipio di Rossano, un festival che mette a calendario grandi eventi ma anche grandi nomi del panorama artistico. Avremo la fortuna di avere con noi come ospite del festival Antonio Viganò, che con la sua Accademia delle Diversità di Bolzano è uno dei primi in Italia che ha cominciato a progettare rispetto ad ambiti di disagio. Con la sua Accademia della Diversità sarà con noi presentando un libro importantissimo e poi presentando lo spettacolo della compagnia La Ribalta, Otello Circus sabato prossimo.